Eccoci qua cari amici, oggi 8 agosto, la pazzia c'è, per fortuna. Sono di ritorno da una bellissima vacanza Marvin Tour nelle zone del Piemonte. Bravissimo Luca, il contadino di Rovereto, mi aveva detto che la 22, l'autostrada è molto scorrevole. Per fortuna che ad Affi ho fatto un'altra strada e non ho preso l'autostrada. Ragazzi, guardate un po' cosa vado a trovare in questo fantastico, diciamo così, ritrovo fortuito. Andiamo a trovare una Fiat 131 Super Mirafiori, come vedete, targata a Milano, e la pazzia c'è, perché per fare questi report un po' di pazzia ci vuole. Eccoci qua cari amici, appassionati di auto storiche, Fiat 131 Super Mirafiori TC. La 131 è stata prodotta in varie serie, adesso non ho letto tutto, insomma, forse questa è la terza serie, forse, ma cari amici, ci sono un po' gli appassionati e insomma supervisori del mio canale che mi sanno dire tutto. So che la 131 è stata prodotta tra il 1974 e il 1985, questa è una 1300 TC, se la targhetta corrisponde al modello. Qua si tratta di un'auto così trovata qua lungo la strada, guardate un po' in che condizioni l'ho trovata. Leggendo Wikipedia dice che appunto quest'auto aveva 78 cavalli e poteva sviluppare una velocità massima di 160. Secondo me qualcosina in più, io dico. Guardate qua cari amici, l'ho trovata qua lungo la strada, insomma, e niente, insomma, chissà che inconveniente è capitato, chissà come mai è qua la macchina. Fatto sta che l'ho beccata, la dedico un po' a tutti gli appassionati qua di vecchie Fiat. Ecco qua, in questo momento questa Mirafiori, o Super Mirafiori, esatto, questa Super Mirafiori è sprovvista di volante, non si sa il perché, è aperta, addirittura aperta. Qua probabilmente ha avuto qualche piccolo inconveniente, come vedete qua ci sono delle gomme, chissà, è rimasta così, probabilmente un guasto alla gomma o qualcosa, si è tentato di sistemarla e non lo so. Qua comunque c'è anche la chiave a croce e vedremo appunto se chi verrà a prendersi l'auto. Ecco qua, qua ci sono anche dei vetri rotti purtroppo e niente, non lo so qua. Comunque qua sulla strada, eccola qua, insomma, Fiat 131 Super Mirafiori, prodotta appunto tra il 74 e l'85 il modello della 131, poi diverse serie eccetera eccetera. Ecco qua, io intanto ve la documento così, anche perché vorrei andare a casa, proprio perché sono anche stanco. Ecco qua, così dai, Marvin Tour per gli appassionati, sempre al vostro servizio, anche questa dai è un pensiero per voi. Eccoci qua cari amici, come dico sempre, per fare questi pensieri ci vuole sempre un po' di pazzia. Guardiamo un po' qua l'auto in che stato si trova. Purtroppo qua c'è un vetro rotto, chissà come mai è stato rotto un vetro, boh, non lo so. Comunque dispiace insomma vederla qua in queste condizioni. Speriamo che qualcuno venga a prendersela, e col proprietario insomma che ha avuto delle difficoltà. Io intanto la metto qua in saccoccia, eccola qua. Appassionati di vecchie Fiat, dopo un lungo tour qua in Piemonte trovo la sorpresa serale. Eccoci qua cari amici, vi scrivo così una dedica: senza di voi non sarei nessuno, il canale è di tutti, grazie per il vostro aiuto, chi mi ha aiutato, chi mi ha aperto la porta, chi mi ha segnalato, chi mi ha incitato, eccetera eccetera. Insomma, ve l'ho scritto qua con il cuore. Infatti dico sempre, io non faccio documentari, i miei non sono documentari, sono ricerche.
ma ci ho sempre messo il cuore, nonostante i miei filmati siano artigianali. C'è chi mi dice che devo comprare la telecamera con lo stabilizzatore eccetera eccetera, è vero anche questo, però dai, insomma, tra i soldi della benzina, vai di qua di là, alberghi qua là, insomma non posso essere al massimo della perfezione. Comunque dai ragazzi, io vi ho fatto questo ritrovo nella pazzia totale, come piace a me, e niente, insomma. Con questo vi saluto un po' tutti gli amici storici del canale, saluto chiaramente Max, saluto Demis, saluto Roberto Saldi, Ulisse, Manu di Taranto, saluto Mario da Milano, un po' tutti quegli storici che mi sono sempre stati vicini, Antonio adesso la Salerno, anche lui è molto spesso frequente, i due Raffaelle, Marco Simula, e un po' adesso tutti quanti, certo me li dimentico, un po' di Alzheimer, chiaramente sapete, la memoria è quella che è, però ragazzi dai, ho fatto questo ritrovo, spettacolo, guardate qua, ho abbandonato il doblò qua, e per fortuna che il contadino di Rovereto insomma mi ha dato la dritta giusta. Autostrada libera, ah sì, è libera? Beh dai, insomma, proviamo lo stesso la strada normale. Guardate qua che ritrovo pazzesco. Ragazzi, con questo vi saluto, viva il Marvin Tour! Spettacolo! Ciao a tutti e alla prossima! Dalle splendide montagne qua, tra Verona e il Trentino. Brivido, gran caldo. Ciao a tutti!